Abbiamo in collegamento Vanni Caragnano, presidente del Comitato Strade Sicure a Mottola, per parlare dell'incidente purtroppo mortale che si è tenuto ieri. Vi abbiamo dato tutti notizia, 3 morti e 3 feriti. Una strada che viene definita una strada killer. Il Comitato da tempo si batte proprio per chiedere maggiore sicurezza su quelle strade. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Dunque, Caragnano, appunto l'ennesimo Sì. incidente. L'ultima volta, quando questo incidente aveva coinvolto anche dei militari, si era detto che si sarebbe partiti subito con gli autovelox, che ci sarebbero state insomma dei provvedimenti. È stato così? No, in realtà no. Nel comunicato stampa che ho fatto uscire ieri, la dichiarazione più forte che ho fatto è stata che consegnerò il mio dossier alla Procura della Repubblica di Taranto, probabilmente tra questa settimana e l'altra, perché 7 morti nello stesso punto in meno di 4 mesi, più i feriti, sta diventando davvero una strage di Stato. Di Stato perché sono colpevoli tutti, dai politici agli amministratori che non si sono attenuti alle evidenze chiare e palesi che quella strada prima o poi avrebbe mietuto altre vittime, come in realtà è stato. Quindi questi morti, ahimè, diventano davvero testimoni di una strage di Stato annunciata, e a questo punto mi rendo realmente conto non solo di essere stato artefice di tavoli tecnici che promuovevano iniziative che si potevano realizzare nell'immediato. È chiaro, va da sé, tutti quanti vorremmo che le strade a lunga percorrenza fossero tutte quante a 4 corsie nell'immediato, ma questa cosa non è possibile. Chiaramente però avviare il procedimento, avviare il percorso affinché questo intervento si faccia è stata davvero dura e complicata, ma intorno a me c'era il vuoto. Io ho trovato che negli anni passati nessun politico, nessun amministratore ha mai fatto nulla. Ci sono dei decreti prefettizi risalenti a 3 anni fa, in cui si intimava ai comuni competenti per territorio di installare autovelox. Nulla è stato fatto. Quindi diciamo la cosa drammatica, la cosa quasi surreale, ma che in realtà purtroppo per tante famiglie sarà reale, Certo. è che si continuerà a piangere ancora vittime, ma d'ora in avanti, piuttosto che chiedere agli organi competenti di intervenire in maniera diretta, sarà la Procura a valutare la possibilità se questa strafottenza politica e amministrativa sia davvero da imputare alla mancanza davvero di attenzione a un territorio che langue e grida di dolore per una strada che purtroppo ha mietuto le ennesime vittime.